L'energia di domani si chiama il forum internazionale organizzato qui a Venezia dalla Coldiretti, che non pensa né al petrolio né al nucleare ma alle fonti rinnovabili di energia che provengono dalla nostra agricoltura. Secondo una ricerca presentata proprio questa mattina, la produzione di energia rinnovabile che proviene dall'agricoltura italiana è destinata a triplicare nei prossimi 10 anni con circa 100.000 posti di lavoro disponibili. In Italia esistono 30 milioni di ettari che possono essere a vario titolo utilizzati per una rete di piccoli e medi impianti, costruendo la microgenerazione diffusa, vale a dire tante unità di produzione per l'autoconsumo o per la immissione in rete di energia. In pratica nel 2020 l'energia prodotta dalle campagne italiane rappresenterà l'8% del totale, contro il 2% di oggi. L'importante però sarà bilanciare le necessità delle politiche energetiche con quelle del fabbisogno e della sicurezza alimentare, due grandi temi, il cibo e l'energia, su cui si è confrontata al tavolo dei relatori anche la fisica indiana Vandana Shiva. Il cibo è la prima energia necessaria alla sopravvivenza dell'uomo, quindi dobbiamo essere certi che sia prodotto abbastanza cibo per tutta l'umanità sulla Terra. Il surplus può anche essere usato per produrre energie, guidare le auto, far funzionare il sistema, ma queste sono decisioni che vanno prese in modo democratico, a livello regionale, locale, perché sono queste le scelte migliori e più affidabili. Intanto con la nuova amministrazione gli Stati Uniti hanno già operato una svolta usando la crisi per creare nuove opportunità di lavoro nel settore energetico. Con un investimento di 90 miliardi di dollari per l'energia pulita, il presidente Barack Obama conta di creare 2 milioni di nuovi posti di lavoro nel giro di 2 anni, il quadruplo rispetto a quelli che potrebbero essere creati con lo stesso investimento nella produzione di gas e petrolio. Abbiamo abbandonato la politica di Bush e ci stiamo indirizzando verso una riduzione dell'utilizzo dei derivati del petrolio. Questo è anche un programma per l'occupazione. L'energia alternativa creerà più posti di lavoro di quelli legati ai vecchi sistemi energetici. Per Kathleen Kennedy, nipote del presidente John e figlia di Bob, anche il Partito Repubblicano comincia a credere in questo nuovo modello di sviluppo, grazie anche agli evangelici e al loro approccio di rispetto per l'ambiente e il creato.